secoli e secoli il miracolo di San Gennaro si ripete 3 volte l'anno, come è noto. La prima volta è il giorno della decapitazione, il giorno 19 settembre, quando la Pia Eusebia raccolse le boccette del sangue di San Gennaro. La seconda volta è in memoria della traslazione delle ossa di San Gennaro alle catacombe, che poi furono chiamate catacombe di San Gennaro da quel momento in avanti, che accade il sabato antecedente la prima domenica di maggio, insomma inizio maggio, e la terza volta è il 16 dicembre, in occasione del famoso miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 1631, quando San Gennaro ferma con la sua mano la lava del Vesuvio. San Gennaro, come è noto, fu decapitato a Pozzuoli quel 19 settembre del 305 d.C. La Pia Eusebia raccolse in 2 boccette il sangue di San Gennaro. Qualche secolo dopo il sangue di San Gennaro si avvicinò alle reliquie del santo e avvenne la prima liquefazione proprio su al Vomero, in Goppo Vomero, ad Antignano, dove è il conte della Cerra. Da allora le liquefazioni si sono ripetute nei secoli e nei secoli, ma se vi dicessi che c'è stato addirittura un patto notarile, una scrittura notarile, uno strumento, un atto fra il popolo napoletano e San Gennaro, ci credereste? Tutto avvenne a inizio del Cinquecento. Il secolo fu un secolo di sventure, epidemie, pestilenze, terremoti, inondazioni, eruzioni del Vesuvio e finanche la peste che in quei secoli mieteva milioni di vittime in tutta Europa. Allora i napoletani pensavano che fa un accordo, ma non possiamo semplicemente fare un voto così a chiacchiere, facciamo un voto per iscritto. E così nel 1527 i napoletani, la deputazione del tesoro di San Gennaro, che rappresentava la fede del popolo intero, decise di sottoscrivere un vero contratto notarile. Da una parte i 3 notai che rappresentavano i membri della deputazione, dall'altra San Gennaro. Ma in che modo? Siamo nel 500? Beh, attraverso le reliquie di San Gennaro stesso, che in qualche modo, in maniera virtuale, sottoscrissero in realtà per adesione l'offerta del popolo napoletano. Se tu ci guarisci la città dalla peste, ci fai passare tutti questi problemi, noi ti costruiamo una cappella meravigliosa qui all'interno del Duomo. La cappella è qui, quindi San Gennaro ha mantenuto i suoi patti. Qui il 19 settembre la festa dove sta Zazà, festa di San Gennaro, c'era la banda di Pignataro, i Franfelliccari, i Turrunar, tutti i napoletani che annotano con attenzione i numeri, l'ora e il minuto esatto in cui avviene il miracolo, che è stato giocato a quaterno ovviamente. 18 il sangue, 85 il miracolo e poi l'ora e il minuto in cui avviene il miracolo. Quaterna secca sulla ruta di Napoli e il premio assicurato. Nonostante San Gennaro continua a fare miracoli da diversi secoli, il rapporto con la città rimane comunque conflittuale. Non sia mai tarda di venire il miracolo, vengono rivolti improperi irripetibili alla volta del santo protettore. Ne faccia giallo, ma tu che ti penseresti? Noi cagniamo santo protettore, minacce, diffide, però sapete che il corpo ricere e non può sentire. Quando nel 1965 il Concilio Vaticano II, sotto Paolo VI, osò declassare il miracolo di San Gennaro da miracolo a semplice fenomeno prodigioso, disse non si deve parlare di miracolo ma di semplice prodigio. Beh, i napoletani si pigliano una colla dei pazzi, ma come, non era un miracolo, era un prodigio, che c'ha sì, suo sangue si squaglia, è più un miracolo che chiste. Beh, i napoletani si presero molta collera e allora, temendo che lo stesso San Gennaro si fosse preso collera, al Ponte della Maddalena, laddove c'è la statua di Francesco Celebrano, quella appunto con la mano protesa verso il Vesuvio, all'atto di fermare la lava del Vesuvio, una mano anonima, ripeto, temendo che o poverello se ne pigliate collera, scrisse la famosa frase San Gennà futtaten.